Abbiamo ricevuto segnalazioni di gente che pur avendo pagato l'abbonamento per parcheggiare nel Parco del Negro non si sente sicura a parcheggiare in quello spazio per le brutte frequentazioni che ci sono e quindi abbiamo deciso di appunto scendere in piazza per ribadire il fatto che questa situazione non è sostenibile. Un presidio promosso dapprima ai trevigiani per dire basta al degrado, alla paura, al senso di insicurezza causato dalla situazione creatasi al Parc del Negro, dove nonostante gli sgomberi i migranti e i richiedenti asilo continuano a tornare per passare la notte, ma anche il giorno, con conseguente disagio per gli utilizzatori del parcheggio, ma anche per i residenti e i lavoratori. Arriveranno le sbarre e la situazione migliorerà, ma il problema sarà solo spostato da un'altra parte. Il comitato ne è conscio e ha la soluzione. Non è un problema che bisogna spostarli da una parte all'altra, è un problema che bisogna che queste persone non siano in Italia. C'è sicuramente un'immigrazione incontrollata che non è sostenibile dalla nostra società e quindi per noi, come abbiamo detto più volte, l'unica soluzione è la reimmigrazione e il rimpatrio di queste persone che non hanno diritto di stare nel nostro territorio. Noi pretendiamo che il problema venga risolto alla radice e non con dei palliativi che risolvono solo temporaneamente il problema. Dall'altra parte replicano i civici di sinistra. Più volte hanno già detto che spostare il problema non è la soluzione. Noi pensiamo invece che il primo problema da affrontare sia proprio quello di fare in modo che delle persone non siano costrette a dormire in questo modo, perché poi sì, questo crea un sacco di problemi, che sono problemi di disagio, che sono problemi di insicurezza per chi abita qui vicino, che sono problemi di tranquillità per i residenti, tutte conseguenze da affrontare perché le persone hanno diritto a vivere tranquillamente nella loro casa, nei loro luoghi, nel loro quartiere, ma è un problema appunto che va affrontato alla radice, cioè quella di evitare che in una città di 86.000 abitanti alcune decine di persone non abbiano un luogo dove trascorrere dignitosamente la notte.